Nell'oratorio di San Bernardo a Santa Margherita Ligure, nel cuore residenziale della città, la Natività è realizzata dai componenti dell'omonima Arciconfraternita che ogni anno arricchiscono il presepe con dettagli e nuove realizzazioni. Quest'anno l'allestimento è stato più elaborato ed esteso agli stalli d'ingresso della chiesetta. Le statue sono dei monaci di Betlemme e tutti gli anni aggiungiamo appunto una figura, cerchiamo di appunto allargare, ingrandire. E il soggetto è, cerchiamo di sempre rappresentare un po' l'ambito di dove è avvenuto, quindi della Terra Santa. Alla Natività classica vengono aggiunti dei dettagli legati al territorio che possono essere materiali come l'ardesia o caratteristiche del borgo marinaro come il gozzo. La fantasia dei confratelli si è concentrata sulla capanna della Natività. Di recuperare la legna dalla spiaggia, portata a terra dal mare, e quindi aspettiamo che asciughi e abbiamo fatto questa composizione, quindi abbiamo fatto una specie di capanna recuperando appunto la legna dal mare e intrecciando la legna. Ecco. Il presepe può essere ancora visitato nei giorni festivi e si avrà anche l'opportunità di partecipare alle celebrazioni religiose. Noi siamo aperti tutti i festivi e la Santa Messa è alle 8:30 tutte le mattine. D'estate abbiamo affluenza anche all'esterno, quindi non ci stiamo tutti, ma durante l'inverno c'è un bel gruppo che partecipa. Come dice l'arciprete Don Luca Sardella, chi si alza la mattina presto vuol dire che ha voglia di pregare, quindi c'è buona partecipazione.